La stella minore è il documento più antico dell'Occidente, il documento scritto più antico dell'Occidente. Non l'hanno anch'io. Ed è un documento con significato completo, cioè ci sono due frasi che sono in questa stella. È un significato del tutto completo. Io parto da Altamira, dalle grotte di Altamira, per far capire questo, perché è da lì che bisogna partire. Quando l'Homo sapiens 40.000 anni fa scese nel Mediterraneo provenendo dall'Africa, arrivò anche ad Altamira dopo circa 1, 2, 3.000 anni e fece quest'opera che non si vede bene, ma quando la vide Picasso disse dopo Altamira tutto è decadenza, disse decadenza, perché si capì che l'Homo sapiens era veramente sapiens già dall'inizio, perlomeno quando arrivò nel Mediterraneo mostrò tutta la sua grandezza, tutta la sua cultura. Queste sono delle grotte di Chauvet, guardate il dinamismo di questi animali, una cosa impressionante. Forse soltanto Rembrandt. Mi si chiede per quale motivo l'Accademia in varie maniere, più che altro non esplicite, mi contrasta. Il motivo è estremamente semplice. Io all'Accademia ho fatto i miei studi, cioè all'università ho fatto i miei studi, e loro continuano a insegnare le cose che ho imparato 50 anni fa, così come che sul mondo non sia passato niente, nessuna bufera, nessun ciclone, nessuna perturbazione. In realtà da 50 anni a questa parte sono passate molte perturbazioni culturali. Loro di questo non ne vogliono prendere atto per quanto riguarda la Sardegna, pensano che tutto sia immobile e che debba rimanere immobile. Infatti quella loro ostinazione a non tradurre, a non voler tradurre la stella minore non ha nessun significato, dal momento che ci sono i dizionari che gli consentono di tradurla così come ho fatto io, in 2 ore addirittura. Loro evidentemente vogliono tenere quella linea di ostacolo verso le mie posizioni per un motivo semplicissimo, perché è difficile, mi metto nei loro panni, è molto difficile dire il dottor De Dola ha ragione, perché da quel momento in poi succede una catastrofe nella loro vita. Tutti gli studenti hanno il diritto di andare da loro a chiedergli: professore, e allora quello che mi ha insegnato a che cosa è servito? Allora lei mi ha insegnato qualcosa che non andava, ecco il punto. Può essere kafkiano, stranissimo tutto questo discorso, ma è lì, cioè io interpreto in questo modo: loro non vogliono tornare sui loro propri passi, non vogliono accettare la novità perché sono fossilizzati su ciò che hanno insegnato finora. Io ho parecchi amici all'università che insegnano ancora le cose che insegnarono anche a me, ma io le ho superate mettendomi a studiare le grammatiche semitiche di ogni tipo, insomma mettendomi a studiare a tutto campo la linguistica mediterranea, non indoeuropea e basta, mediterranea. E da lì ho scoperto tanto, perché prima con la laurea che avevo non riuscivo assolutamente a tradurre la lingua sarda, a iniziare dai toponimi. Io ho iniziato a fare questo viaggio nel futuro, scoprendo quello che ho scoperto, proprio perché non riuscivo a tradurre nemmeno un toponimo in Sardegna. E da lì ho capito che era tutta una finzione quella della origine sarda dal latino. Il latino non ha niente a che fare con la lingua sarda. Io ho scoperto nei miei studi posteriori che almeno 40.000 parole in Sardegna sono sì latine, ma esistevano prima del latino, ai tempi dei nuraghi. Lo dimostro nei miei libri, lo dimostro scientificamente. Erano parole nuragi, che erano parole semitiche, parole sumeriche.
che oggi usiamo ancora. Pertanto se loro dicono che quelle parole derivano dal latino, mi devono spiegare al tempo dei Sumeri, 5.000 anni fa, se Roma esisteva. Roma è iniziata ad esistere nel 753 a.C. Allora si può pensare il contrario, semmai, se vogliamo parlare in termini di colonizzazione, che furono gli Sciardana, cioè i costruttori dei nuraghi, a portare nel Lazio il nuovo linguaggio. Ecco, ma invece di parlare di colonizzazione è meglio farla finita e parlare in termini di interazione nel Mediterraneo. Ci fu un'interazione che iniziò fin dall'origine del linguaggio, cioè da quando nacque l'Homo sapiens.